Immagini del pomeriggio di oggi a Mansuè con una nuova cella temporalesca in arrivo dal Friuli. La stessa che poi è passata per Chiarano con questa intensità di grandine. Ma il tempo che colpisce anche con vento forte come a Oderzo, dove è caduto uno dei grossi tigli di Viale Battisti. Abbiamo registrato danni molto importanti alle piante, in particolare ai vigneti, ai frutteti, alle orticole e danni anche alle strutture, quindi attualmente stiamo dando indicazione di effettuare prontamente gli interventi fitosanitari per contenere le infezioni che possono arrivare e daremo nei prossimi giorni anche indicazioni su potature da effettuare e soprattutto come gestire le denunce alle compagnie assicurative. Aree e soprattutto percentuali di danni subiti dal mondo agricolo, come qui a Meduna di Livenza nel pomeriggio di oggi, e rilevati dal consorzio che è nato per proteggere economicamente dalla tempesta chi coltiva. E se per certe colture l'unica soluzione è una polizza assicurativa, per altre diventa essenziale la copertura con reti antigrandine. Per fortuna abbiamo le reti che hanno ottenuto sostanzialmente una discreta copertura rispetto all'evento che c'è stato, un evento eccezionale mai visto. A memoria posso ricordare nel 1993 una grandinata simile qua in zona. Qui grazie all'impianto i danni sono stati limitati al 30% della produzione, nonostante il notevole carico di grandine abbia sfondato in diversi punti la copertura. Ma tanti, sottolinea Amedeo Tonon, non mettono le reti perché per certe colture è antieconomico, ma nemmeno si assicurano. Le assicurazioni ultimamente hanno dei costi proibitivi per le aziende ortofrutticole e sostanzialmente facciamo fatica dal punto di vista finanziario a sbarcarsele. L'idea potrebbe essere quella di creare un fondo quando ci sono queste calamità che può sostanzialmente aiutare gli agricoltori che hanno magari bisogno di ripristinare le strutture o ripristinare le semine, gli orticoli e quant'altro. Intanto, dopo il forte maltempo di ieri e di oggi, si prevede un lento miglioramento con minori possibilità di grandinate. E ora la situazione migliora, le temperature vanno diminuendo, quindi viene meno tutto questo accumulo di energia. Comunque ancora per domani sera, diciamo dopo il tramonto, c'è possibilità di qualche fenomeno, naturalmente molto meno intenso, e poi un miglioramento ulteriore, la temperatura cala, già da dopodomani le massime saranno nettamente al di sotto dei 30 gradi e così la prossima settimana, quindi sì, potremo avere dei peggioramenti, ma non sono previsti, per intenderci, temporali.